Continua a prendere forma la nuova Castrum Favara in vista del prossimo campionato di Serie D, dove ha già formalizzato l'iscrizione, unica squadra agrigentina. La società giallo-blu, con il mercato acquisti curato dal direttore sportivo Totò Catania, ha ufficializzato nel corso della settimana importanti innesti che vanno a rinforzare la rosa affidata al riconfermato tecnico Pietro Infantino. Tra i nuovi arrivati spicca il giovane Niccolò Sacco, classe 2006, mezzala nativo di Settimo torinese, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Torino, dove ha militato per 11 stagioni. Altro under di prospettiva è Riccardo Terrini, anch'egli classe 2006, terzino sinistro di spinta, con caratteristiche fisiche importanti. Dopo 7 anni nel vivaio dell'Inter, Terrini ha completato la sua formazione tra Accademia Borgomanero, Novara e Alcione Milano. Tra i pali arriva Davide Lauritano, portiere classe 2006, originario di Marcianise, cresciuto nella Juve Stabia dove ha partecipato anche ai ritiri della prima squadra. Lauritano ha disputato la scorsa stagione con il Locri. A rinforzare il pacchetto arretrato è stato anche ingaggiato Gianluca Angellotti, difensore centrale classe 2005, originario di Castellammare di Stabia. Dopo le esperienze giovanili con Cavese e Salernitana, ha militato per 2 anni nella primavera dello Juve Stabia, con cui ha raggiunto la finale playoff e ha preso parte anche ad alcune sedute della prima squadra. Infine nel reparto offensivo arriva Alessio Piazza, attaccante empedoclino di 23 anni, proveniente dal Nardò, con cui ha totalizzato 20 presenze nella scorsa stagione. Cresciuto nelle giovanili del Palermo, ha vestito anche le maglie di Lecce e Parma a livello under 19, prima di approdare tra i professionisti con il Messina. Piazza vanta anche un'esperienza internazionale in Serie A maltese con il Santa Lucia. Sul fronte delle conferme, al momento sono 3 i giocatori della passata stagione che continueranno a vestire la maglia giallo-blu: i difensori Vaccaro, De Min e Loduca.